Salve a tutti e benvenuti a una nuovissima puntata di Soundtrack City Plus, diciamo così, nuova stagione, quasi dopo le vacanze estive, insomma. E ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, ciao a tutti. Allora, noi oggi parliamo di un compositore, Marco Werba, perché insomma è felice questo periodo per lui, perché ha ricevuto proprio anzi sta per ricevere un bel premio dalla Svizzera. Parlaci un po', Massimo, e perché poi lo facciamo tutto questo, perché correderemo questa nostra puntata su un paio di interviste che gli abbiamo fatto, sia Massimo Privitera che Luca Perrone, proprio per parlare un po' dei suoi ultimi lavori e non solo. Allora, il nostro caro amico Marco Werba riceverà dallo Switzerland Literary Prize un premio alla carriera, e anzi leggiamo proprio la motivazione di questo premio, che otterrà a ottobre prossimo, per una carriera spesa all'insegna della musica, regalando colonne sonore di straordinario impatto, rendendo lustro all'arte musicale italiana nel mondo. Quindi veramente facciamo un grande applauso a Marco, e in occasione proprio di questo premio importante, molto molto importante, che vedrà altri importantissimi, illustri rappresentanti del mondo dell'arte a ricevere questo premio insieme a lui, e noi proprio cogliamo l'occasione di far vedere questa intervista di Luca Perrone, che ora ci racconterà Marco, incentrata su cosa, e poi quella che ho fatto io a Marco Werba, parlando di un compositore a lui molto caro, che ogni volta che noi raccontiamo o parliamo di colonne sonore con Marco Werba, lui ci dice sempre che il suo compositore fonte ispirativa, e sì, questa cosa si denota molto nelle sue colonne sonore, anche di impianto drammaturgico e di impianto storico, di film in costume, il suo, diciamo, punto di riferimento è Georges Delerue, grandissimo compositore francese, vabbè, poi anche da un punto di vista internazionale famosissimo, perché ha lavorato anche molto oltreoceano per film di grandi registi. Sempre poco ricordato, ne abbiamo parlato con Marco, perché lui è andato a casa delle figlie e della moglie nella speranza di poter poi anche imbastire, e glielo auguriamo, un concerto sinfonico dedicato alle più belle colonne sonore melodrammatiche, con questi temi struggenti, talmente intensi da far risalire il cuore della carriera di Delerue, non solo in Francia ma anche oltreoceano. Pensate che comunque Delerue è stato anche un premio Oscar, e poi ha veramente scritto colonne sonore di grandissimo valore per la storia del cinema. E Marco ce ne parlerà con la sua solita verve e con la sua solita enfasi. E poi ci ha raccontato anche altre esperienze sul film che ha da poco realizzato, e su quella masterclass per film di impianto storico in costume che ha realizzato a Narni. Mentre il buon Luca Perrone è andato a trovarlo in studio di registrazione qualche mese fa, proprio per la lavorazione del film spagnolo Ibris, diretto da David Rubira, dove ha di nuovo, come posso dire, messo in atto questa sua collaborazione con la cantante Helen Williams, che se non sbaglio poi tu, Massimo, hai conosciuto personalmente agli Angel Studios, se non vado errato. Sì, perché quando ha realizzato la canzone portante dell'Île du Pardon, dell'isola del perdono, questa colonna sonora che io ho vissuto in persona dal vivo durante le registrazioni a Londra, e di cui abbiamo mandato una puntata tempo addietro. Bene, allora direi di ascoltarci questa intervista e questo incontro con Marco Werba. Ciao, alla prossima. Ciao, buona visione. Siamo qui agli Sound Recording Studios di Roma per la registrazione della colonna sonora composta da Marco Werba per il primo film, l'opera prima di David Rubina, Ibris, un thriller psicologico che Marco Werba sceglie di musicare con una melodia non strettamente legata al thriller, ma quanto più a una melodia nostalgica. Ho riscoperto da poco un'aria di Vivaldi che si chiama qualcosa con il sole. Qui in ogni nota lui comunica emozioni. Cerco di fare anch'io. Adesso invece ricordo che sta suonando. Marco Werba ha pensato a un brano per chitarra classica legata ad un quartetto d'archi. Nella giornata appunto di oggi abbiamo registrato la chitarra legata appunto a questo quartetto d'archi, registrato invece in sessione da remoto con Londra.
studio hanno presenziato, oltre al compositore Marco Uerba, il regista David Rubina e il suo direttore della fotografia e collaboratore Mario Leclerc. Inoltre era presente per registrare la sua canzone Ellen Williams. He querido hablar de la tragedia en el sentido en el que se expresa a través de la palabra. La palabra Ibris al final implica una tragedia merecida de algún modo y sin embargo buscada. La historia, mi mayor inspiración, aunque suene grandilocuente, estaría dentro del personaje que más admiro dentro de la historia del cine, que es Michael Corleone. En una cuestión de estilo me he inspirado, que también trabaja la tragedia, en el cine de Takeshi Kitano, que me ha calado profundamente. It's been wonderful to get to work with composer Marco Uerba. This is our second film together where we've worked on the main title together, and he's a delight to work with, a very talented composer. I love his music, it's so beautiful. This is a film where there's a lot of internal emotional turmoil going on for the characters, and I think the lyrics that I've reached reflect that. La cantante Ellen Williams ha trasformato il brano di Marco Uerba per chitarra classica e quartetto d'archi in una vera e propria canzone, scrivendo un testo che racconta da vicino le emozioni del protagonista. Dai, che ci sono. Ciao a tutti, e qui con noi abbiamo Marco Uerba su Soundtrack City. Massimo, ciao a tutti. Ciao, non c'è il mio socio di merende Marco Testoni, ma comunque ho sempre un Marco accanto a me, quindi in questo caso non ho Testoni ma ho Uerba, perché questa puntata è un po' particolare. Parleremo anche dei progetti futuri, delle nuove cose in essere dal punto di vista sempre del nostro argomento primario, che è il mondo delle colonne sonore di Marco Uerba, però questa puntata è dedicata in special modo a una passione che ci accomuna tra a me e Marco, di un compositore. Ai noi, come dicevamo nel backstage, io e Marco, assai dimenticato o poco tenuto in considerazione, pur essendo stato un grandissimo autore di musica applicata alle immagini e non solo. E parliamo di Georges Delerue. Ma perché di Georges Delerue? Perché Marco ha avuto il grandissimo onore di andare in Francia, per lo specifico a Parigi, a casa di Delerue, a parlare con la figlia. Anzi, credo che le due figlie sia riuscito a parlare, perfetto. Ma allora, prima di entrare nell'argomento viaggio di Marco e poi giornate passate proprio a contatto con le figlie di questo grandissimo compositore, un po' delineiamo, magari a chi non sa chi è Georges Delerue, chi è stato un autore straordinario. Magari poi vi faccio vedere anche dei CD importanti da avere nella propria collezione di amanti della musica applicata alle immagini. Allora, Georges Delerue si aggiudicò un Oscar in carriera per Una piccola storia d'amore, A Little Romance di George Roy Hill nel 1979. 5 nomination totali in carriera, è da considerarsi, come scrissi a suo tempo, il compositore più drammaturgico e nostalgico del cinema internazionale. Fin degli esordi avvenuti negli anni 50 come direttore d'orchestra di altrui compositori e delle corrispettive loro colonne sonore, il francese Delerue nel medesimo tempo si contraddistinse in composizioni per il teatro, sale da concerto, balletti, spettacoli radiofonici e televisivi, non ultimo le musiche per film e documentari.
grazie ad una sua peculiarità, una costante levità, un lirismo trattenuto e profondo, una ventilata armonia che si destreggiava tra brani danzanti e pezzi cantabili, e poi questo lirismo romanticheggiante profuso nelle sue colonne sonore. Mi ricordo che Ermanno Comuzio, il grandissimo critico, uno dei primi critici nella storia della musica applicata alle immagini, e ce l'abbiamo avuto a casa nostra, nel suo dizionario colonna sonora lo descrisse così: esempi della sua vivacità, del suo senso dello spettacolo, della facilità della sua vena si possono contraddistinguere e riscontrare in una molteplicità delle sue colonne sonore tra gli anni 50 e gli anni 80, dove ha avuto anche una marea di film. Ora citiamone qualcuno, poi magari nello specifico Marco ci racconterà anche quali sono le sue colonne sonore più importanti, più amate nell'ambito della carriera di questo grandissimo autore. Io vi cito, giusto per fare alcuni esempi, lui ha lavorato con Oliver Stone in Salvador e Platoon, con Herbert Ross in Fiori d'acciaio, con Mike Nichols in Silkwood, con Norman Jewison in Agnese di Dio, con Ivan Reitman nei Gemelli, ve lo ricordate, quello con Schwarzenegger e Danny DeVito, e con Bruce Beresford in Crimini del cuore. Grandissimo sodalizio nella sua carriera, nell'epoca d'oro del cinema d'Oltralpe, con François Truffaut, tirate sul pianista, Jules Jim, poi con Alain René, Hiroshima Mon Amour, con Pierre Castro, Una ragazza per l'estate, George Lautner, spero di averlo pronunciato bene, Colpo alla nuca, Philippe De Broca, I giochi dell'amore, Don Giovanni 62, Enrico Colpì, L'inverno ti farà tornare, François Villers, Un filo di speranza, e poi molti altri. Però ovviamente è stato veramente un grandissimo autore che ci ha lasciato, ahimè, a 67 anni, quindi ancora giovane, in California, a Los Angeles, nel 20 marzo del 1992. E io parlavo per l'appunto di colonne sonore preferite. Io ve ne faccio vedere una in vinile, che è Crimini del cuore, che ha uno dei più bei temi romantico danzerecci che ha scritto Deleriou nella sua carriera, ma ce ne sono molti altri. Ora lascio la parola e intanto raccontaci perché hai vissuto questa esperienza e come sei arrivato a vivere questa esperienza di andare a casa di uno dei tuoi miti della musica applicata alle immagini. Raccontaci, Marco. Georges Delerue per me è stato molto importante, perché la prima musica che io ho ascoltato scritta da Delerue è stata la Femme d'à côté, La signora della porta accanto, un film bellissimo di François Truffaut che avrò visto almeno 3-4 volte, con Gérard Depardieu e Fanny Ardant. La storia di due ex fidanzati che si rincontrano dopo, ecco c'è un'immagine lì, si rincontrano dopo tanti anni, entrambi sposati con un'altra persona, quindi lei con un altro uomo, lui con un'altra donna. Ma questo incontro, perché sono vicini di casa, porta a esplodere, a far riemergere una passione tra di loro, che porterà purtroppo a un tragico epilogo. Qui è un film estremamente drammatico. Mi colpì molto la musica, perché all'inizio sembrava quasi un tema, una musica rinascimentale. Infatti Delerue è proprio un esperto in musica barocca, e poi diventa una musica estremamente passionale. Allora, io con Colette Delerue, la vedova di Georges Delerue, ho parlato a lungo, siamo stati 2 ore con lei e sua figlia Emmanuelle Lalande, e poi ho incontrato anche Claire Delerue separatamente, e io ho messo a punto un programma che potrebbe essere il programma del concerto. Allora, io una cosa che racconto sempre agli allievi e ai giovani compositori che mi vengono a trovare, per esempio ieri è venuto a trovarmi un giovane compositore, musica da film, e anche lui non conosceva Delerue, ma la maggior parte dei giovani compositori non conoscono nessuno dei compositori francesi, né Maurice Jarre, né Philippe Sard, né Francis Lay, non hanno una grande cultura. Allora io gli ho fatto ascoltare, questa persona è venuta a trovarmi alcune delle musiche di Delerue ed è rimasto molto colpito. Adesso da ora in poi andrà a cercarsi su internet le musiche di Delerue per ascoltarle, perché sono un esempio, come dicevi tu, di musica drammaturgica. Infatti la vedova di Delerue mi raccontava che una musica per un film, una specie di film horror però prodotto dalla Walt Disney, di Delerue, era stata rifiutata perché riteneva la Walt Disney che la musica fosse troppo drammatica per un film Walt Disney. Sì, che poi venne data a James Horner. Qualcosa di sinistro sta per accadere. Tu sei preparato su questa cosa.
Guarda, Quindi in questa raccolta la facciamo vedere, bellissima, sì, che poi sì. tra l'altro è uno degli ultimi pezzi che sta qui nel primo Sì. CD. Allora, Bellissimo. io ho, ecco, una cosa che ho che rimprovero a questi giovani compositori è che non hanno avuto una collezione di LP o di CD e quindi non hanno ascoltato molte musiche da film, e invece ascoltando le colonne sonore degli altri compositori tu riesci a capire qual è lo stile che hanno e soprattutto chi ha uno stile e chi non ce l'ha, perché non tutti i compositori ce l'hanno. Sacrosanta verità. Ti posso dire chi sono quelli che avevano uno stile. John Barry in primis, secondo me, era quello in assoluto che aveva uno stile riconoscibile, che dalle prime 2 o 3 note potevi indovinare subito che la musica era di John Barry, anche se non conoscevi quella colonna sonora. Poi Georges Delerue è stato un altro, Francis Lai ce l'aveva, Nino Rota a suo modo anche, Ennio Morricone, Nicola Piovani e pochi altri in realtà, pochi altri, perché la maggior parte degli altri compositori sono molto preparati, sono bravi, ma non hanno uno stile così intenso, così personale e così riconoscibile. Quindi veniamo a noi. Io ho selezionato un programma che secondo me rappresenta al meglio lo stile drammaturgico di Georges Delerue. Quindi questo ipotetico concerto, omaggio, che potrebbe tenersi in Francia, ma io vorrei tanto che ci fosse qualcuno in Italia che vorrebbe organizzarlo il concerto. Quindi facciamo un appello alle orchestre italiane, che ce ne abbiamo di ottime, magari giusto l'Orchestra Sinfonica di Milano, che poi è sempre esperta e sempre eccellente nel repertorio delle colonne sonore, potrebbe cogliere questo nostro appello. Al limite mi ritiro io, non dirigo l'orchestra, lascio il posto a un altro, magari mi facesse dirigere a me un brano e io posso avere le partiture, perché la vedova di Delerue mi ha detto che lei ha tutte le partiture, ma non ha le parti separate, quindi comunque bisogna prendere un copista ma non è un problema, si prende un copista. Allora, il programma ideale che io ho buttato giù e ho ragionato molto, mi sono anche confrontato con una violinista molto brava francese che mi sta aiutando a cercare finanziamenti in Francia, che è Isabelle Durand, e il programma è il seguente: Le Mépris, il disprezzo, l'adagio, perché è un brano molto famoso, La Femme d'à côté, l'epilogo, Chère Louise, perché trovo che sia un brano veramente nostalgico, bravissimo, che è raccolto in quel CD. Questa raccolta di 2 CD. Ecco, omaggio a Truffaut. E Le Dernier Métro, appunto, film di François Truffaut, The Borgias, che era una serie televisiva della BBC, molto bella, che mi guardavo, insomma, mi vedevo quando ero un ragazzino. Tra l'altro ci sono degli attori molto bravi nella serie televisiva, e prenderei il brano Cesare e Lucrezia, perché c'è un assolo di violoncello che potrei adattare e far fare alla violinista come assolo di violino. Poi l'Africain, c'è una canzone molto bella che si chiama Face to Face, che potrebbe quindi essere cantata da una cantante, dove bisogna decidere chi sarà la cantante. Poi Our Mother's House, il tema principale, e poi Day of the Dolphin, che è un tema bellissimo, il giorno del delfino, molto bello. Concerto de l'adieu, perché c'è un assolo di violino che la violinista ci terrebbe molto a fare, che tratta da un film drammatico di Dien Bien Phu, che è appunto un film di guerra. Poi Interlude, che c'è anche una canzone, quindi si deve decidere se si esegue la canzone o il tema, la versione strumentale. Poi Adieu mes 15 ans, che è un tema delizioso, veramente delizioso, dove c'è il flauto solista, gli archi, e poi entra una chitarra. Noi al posto della chitarra potremmo mettere il violino solista. Come un boomerang, La Melancolia, un brano triste, una malinconia incredibile, appunto si chiama La Melancolia, la composizione, che è per pianoforte e archi. Poi Un homme amoureux, che è un brano solenne, epico e nostalgico per orchestra. Salvador, che tu hai nominato, di Salvador di Oliver Stone. Allora, la vedova diceva che sarebbe meglio inserire in concerto, eccolo qua, in concerto il tema con le percussioni, con i timpani, ma quello esige un'orchestra, una grande orchestra, che noi probabilmente non avremo a disposizione. Quindi io preferirei eseguire il tema finale, che è il tema nostalgico,
che è bellissimo, e poi un brano che io adoro, che è To Kill a Priest, The Many Crimes of Cain, una canzone che all'epoca fu cantata da John Baez, una canzone stupenda che ti fa venire proprio i brividi sulla pelle, che chiaramente in concerto sarebbe cantata da un'altra interprete. E poi come bis La Passant du Sans Souci, di cui esiste una versione cantata in francese, ma potrebbe essere eseguita la versione strumentale per violino e archi. Quindi essenzialmente questo è il programma che io proporrei in concerto. Ti devo dire che mi hai fatto venire un desiderio di ascoltare e di promuovere e di cercare in maniera veramente convulsa qualcuno che ti dia questa possibilità, un'orchestra ma di media compagine che ti dia questa possibilità, perché io poi l'hype mio è a 1000 su questa, perché poi De Riou non è quasi mai, ma diremmo mai, più che quasi, eseguito in concerto quando si dedica a un concerto per l'appunto tributante alle colonne sonore. Quindi questa cosa veramente speriamo che avvenga il prima possibile, che tu riesca a realizzarla, a maggior ragione che poi hai le partiture originali, che questa non è una roba da poco. Sì, mi darà le partiture originali quando avremo una situazione concreta di un concerto. Allora, la maggior parte di questi, direi tutti i brani che io ho selezionato in questo concerto, sono brani molto drammatici, lenti, nostalgici, tristi. Allora, il dubbio che è venuto alla vedova di Delorieux e anche alla violinista è che il pubblico possa risentire e possa addirittura annoiarsi perché i brani sono lenti. Ho detto no, guarda, se noi raccontiamo degli aneddoti su ogni colonna sonora, facciamo anche vedere delle scene del film o il poster originale, ti assicuro che il pubblico non si annoierà. L'ho sperimentato in altri concerti che io ho fatto di altri autori, dove tutti i brani erano abbastanza lenti, ma raccontando gli aneddoti sul film e sul compositore, il pubblico non si è annoiato e anzi ascoltava con interesse le varie musiche. Condivido, anche perché poi tu sai che io non sono un amante di quando allora, un conto è fare un cineconcerto, un conto è fare un concerto dedicato alla musica applicata alle immagini, alla musica per film. Però se tu racconti l'aneddoto, fai vedere delle immagini e poi lasci spazio a far vivere il tema in tutta la sua bellezza, senza distrazione visiva, secondo me hai fatto il colpo gobbo, perché effettivamente fa entrare il pubblico in quello che è veramente l'arte del comporre per immagini. Quindi io concordo pienamente con te e sarei molto per la quale, perché effettivamente ha dei temi talmente struggenti, talmente strazianti, talmente belli, di una bellezza che è quasi indescrivibile, però effettivamente il pubblico potrebbe entrare nel viverli in maniera veramente intensa e assoluta. Dopo anche, come dici tu, qualche aneddoto, una spiegazione, ma poi ci sono anche dei temi, anche quello di Crimini del Cuore, che è molto sbarazzino, molto allegro, perché poi effettivamente... Ma infatti io non l'ho messo in repertorio, perché proprio ho voluto, infatti come sottotitolo del concerto metterò le musiche più commoventi del compositore, un viaggio emotivo nell'universo di Delorieux. E questo giustifica il fatto che non ci siano anche le musiche un po' più allegre di Delorieux, perché io volevo proprio invece tirar fuori il Delorieux drammatico, il Delorieux nostalgico, emotivo, che potrebbe veramente commuovere, più che annoiare, potrebbe far piangere il pubblico. Infatti, emozionare. No, ma su quello ti dico, però era giusto per sottolineare che non è che Delorieux, perché poi Delorieux veramente ha spaziato tra i generi, ha fatto tutto, dal western alla film di guerra, alla commedia a tratti anche demenziale, al poliziesco, al sentimentale, di tutto e di più, il film in costume. Poi tu ultimamente hai fatto anche, l'hai fatto già o lo devi ancora fare la masterclass sui film storici? La devo fare a fine luglio, però abbiamo pochi iscritti, quindi devo capire bene la situazione. Quindi spingiamo i ragazzi, i giovani compositori, chi vuole mettersi in questo meraviglioso mondo della musica applicata alle immagini, di iscriversi a questa masterclass di Marco Werba, che si svolgerà durante il festival del Narnia Festival, giusto? Narnia Festival ha organizzato una pianista bravissima, Cristiana Pegoraro, che tra l'altro è venuta in amicizia, è stata gentilissima, ed era la prima volta che suonava dentro, cioè che suonava una musica di una colonna sonora in uno studio di registrazione, non aveva mai inciso, per il film Goffredo di Angelo Antonucci, che uscirà a settembre il film. Di cui abbiamo parlato su colonne sonore, abbiamo fatto un podcast con il regista e con l'attore principale. Senti, a proposito
di tue prossime uscite e di qualcosa che in realtà è già uscito, di cui a suo tempo parlavamo, perché io ti ringrazio ancora, mi desti la possibilità di venire con te a Londra agli Angel Studios, mentre tu registravi gli archi di questa colonna sonora di cui parleremo, di cui abbiamo parlato, L'Île du Pardon, The Island of Forgiveness, questo film tunisino con Claudia Cardinale e Maria Grazia Cucinotta, se non No. Claudia Cardinale, Katia Greco e Paola Lavini. Scusami, già infatti Maria Grazia Cucinotta in realtà è in un altro Goffredo. In Goffredo. Sì, esattamente, Goffredo, sì. Infatti, mi ricordavo che ultimamente con la Stefania Sandrelli, tra l'altro, Goffredo anche, quindi... Che fa la nonna di Goffredo, mentre invece Maria Grazia fa la mamma. Vedi, comunque hai fatto un bel partè di grandissime attrici italiane, devo dire, la Claudia Cardinale in questo film. Ma allora, senti, ai tempi abbiamo fatto questo speciale reportage direttamente mentre tu registravi durante le recording session a Londra e ne abbiamo parlato ampiamente, però ora finalmente, dopo che io ho fatto anche una recensione su colonne sonore di questa meravigliosa tua colonna sonora, che ti dissi a suo tempo che il tema portante mi ricordava per la sua bellezza struggente Georges Delerue, e tu mi hai detto grazie. Allora parliamo di Island of Forgiveness e di questo CD. Tra l'altro io ho la versione, diciamo, la pre-version, ora è uscita la versione definitiva in CD. Ma a proposito di parlare dell'Isola del Perdono, diciamo che facciamo una polemica, caro Marco, sulla questione CD? Ma guarda, io sono un po' preoccupato perché io credo ancora nei CD veri, i CD fisici, perché per me il CD digitale non è un CD, sono brani messi in vendita su internet. Non ci vuole molto per mettere dei brani su internet in vendita. Posso fare anche, non ci vuole un editore musicale per fare questo. L'editore musicale invece ha il compito di, oltre di finanziare o cofinanziare la colonna sonora, e di pubblicarla su un CD o su un LP, perché ormai sono tornati di moda. E quindi io rispetto molto quei pochi editori che sono rimasti, in questo caso Kevin Ferry della Chrysler Music Soul Trade Music, è uno che ha il coraggio non solo di andare a Londra a finanziare la musica di un film, e credetemi, non credo che ce ne siano molti altri che oggi hanno il coraggio di finanziare una musica incisa a Londra, perché la maggior parte, quando io parlo di andare a Londra, mi dicono ma che sei matto? Perché chiaramente costa di più e ci vuole, no, un investimento maggiore per andare a Londra. Infatti, la qualità no. E in più a pubblicare anche il CD. Quindi adesso sto provando anche con Bixio a convincerlo a pubblicare un CD o un LP di Goffredo, e forse ci riesco, perché anche Bixio praticamente non pubblica più i CD, se non qualche ristampa di qualche raro CD del passato per qualche collezionista. E ormai le colonne sonore nuove non vengono pubblicate su CD, ed è una tragedia. Soprattutto nel nostro paese, perché poi all'estero già qualche cosa cambia, soprattutto comunque una versione vinilica e su compact disc la fanno, non dico di tutte le colonne sonore, però buona parte ancora la fanno, e ci sono delle etichette che lo comprovano, come la Land Records, Varese, Intrada, e poi diciamo che al di fuori dei confini italici la Quartet Records in Spagna, All Media in Germania. Però la Quartet Records pubblica soprattutto vecchie colonne sonore italiane e europee, alcune che magari non sono mai state pubblicate, anche inedite. Sì. Però è uno sguardo sempre rivolto al passato. Perché sono convinti che venda di più ed è più sicuro la riuscita della distribuzione e della pubblicazione. Ma comunque, senti, io intanto ti ringrazio, perché questa polemica la faccio da sempre, quindi volevo, diciamo, una spalla ancora ulteriore per certificare questa cosa, perché una domanda classica che faccio sempre nelle mie interviste, lezioni di film music è: ma quanta importanza per te il CD? Allora molti mi dicono magari il CD no, il vinile sì, preferirei di più, ok, per la bellezza dell'oggetto in sé, però comunque se c'è un CD almeno c'è un oggetto fisico che rimane, non è tutto liquido, invisibile, etereo, e nulla di diciamo al tattile, di concreto, di fisico. Perché poi deve rimanere in peritura memoria. Non so quanto rimarranno in peritura memoria i file digitali e tutta la musica digitale.
Ma guarda, l'LP, io non ho mai avuto una mia colonna sonora pubblicata su un LP. Qui sarebbe anche curioso e divertente avere, per esempio, Goffredo con film in costume, su Goffredo Mameli, che scrisse il testo dell'inno d'Italia poco prima di morire durante una battaglia, perché purtroppo viene colpita una gamba, la ferita si infettò e nonostante gli tagliarono la gamba, morì Goffredo, giovanissimo. Qui insomma è un film in costume, quindi non mi dispiacerebbe che ci fosse un LP, però c'è da dire una cosa: intanto il costo di produzione dell'LP è molto più costoso, e certo. come ho detto i tempi sono lunghi, e poi l'LP è poco pratico, perché vai a una conferenza stampa, ti devi portare un LP, lo dai in regalo, se lo devi spedire per posta come fai? Arriva rotto. Cioè ci sono delle problematiche, il CD è molto più pratico, oltre che, anche se alcuni non sono d'accordo, la qualità del CD è superiore, anche se digitale, non c'è fruscio, non c'è il rischio che l'LP si graffi, la dinamica è maggiore, anche perché non c'è il fruscio. Quindi una serie di motivazioni che rendono il CD in realtà superiore nell'ascolto. Poi se tu mi dici che la copertina è più grande e più bella da vedere, non ci sono dubbi, ma ci sono anche meno informazioni che tu puoi mettere nel retro, a meno che, come raramente succedeva nel passato, ma a volte succedeva, c'erano gli LP doppi che si aprivano, e c'erano per esempio a Venezia un Dicembre Rosso Shocking di Pino Donaggio, un bellissimo LP che tu aprivi e c'erano le foto sotto proprio il brano specifico, c'è la foto proprio dell'immagine relativa a quella sequenza del film, proprio in ordine di sequenza. No, quello era molto bello. Oppure The Borgias di Georges Delerue, io ce l'ho ancora, l'LP lo aprivi e c'erano le foto. Allora l'LP acquistava anche un'importanza in più, avevi anche più foto e più informazioni relative alla musica. Però io ti auguro intanto un bel vinile da collezione, che quello non si guasta mai, nel senso che da un punto di vista proprio di oggetto da esporre per quanto riguarda le tue colonne sonore. Poi ti auguro effettivamente di poter fare altre colonne sonore e altri CD a seguito, e così io poi da collezionista qual sono delle tue opere potrò averli nel mio archivio. Ma invece ti volevo chiedere, andando a concludere in questa nostra chiacchierata, poi ti chiederò magari se puoi consigliare una canzone di cui alcune le hai già accennate, di Georges Delerue, visto che poi noi siamo collegati anche con Classic Rock e con molte radio, che poi quindi ci sarà anche la versione di questa nostra intervista ridotta per l'aspetto radiofonico. Ma ti volevo chiedere intanto cosa c'hai in cantiere di colonne sonore, e poi ci tenevo a citare che ti è stato dato da pochissimo un riconoscimento. Da cosa vuoi iniziare? Dalle colonne sonore in cantiere o dal riconoscimento? No, dalle colonne sonore. Allora guarda, io ho finito da poco la musica di un film spagnolo. È la prima volta che lavoravo per un film non di lingua spagnola, perché ho fatto un film messicano che era in spagnolo, ma un film di un regista spagnolo. Devo dire, un regista giovane molto difficile, è stata molto faticosa questa collaborazione, ma siamo arrivati al capolinea, abbiamo visto finalmente la luce fuori dal tunnel e siamo arrivati alla fine. Ho eseguito le musiche con un quartetto d'archi. La cosa positiva di questa colonna sonora è che ho avuto di nuovo la cantante Ellen Williams, con la quale ho lavorato per l'Île du Pardon, che ha accettato di cantare un'altra mia canzone. Una cantante straordinaria, Ellen. Ti dirò la verità che quando lei è venuta a Roma per ricevere un premio, ne ho approfittato il giorno prima che le venisse consegnato il premio, siamo andati da Marco Streccioni, lo Stone Recording, e abbiamo inciso lei. Io venivo da poco, avevo subito un piccolo intervento chirurgico, quindi era un po' provato emotivamente. Quando lei ha cantato la mia canzone ho pianto durante l'incisione, mi sono commosso, perché la sua interpretazione, già la canzone di per sé era molto malinconica e triste, poi con la sua voce, insomma. Quindi sarà una canzone emotivamente molto forte, anche perché è un film drammatico, quasi un thriller, e quindi chiaramente non poteva essere una canzone troppo serena, e quindi è drammatica, nostalgica, anche leggermente misteriosa, insomma. Ma il regista non voleva in realtà una musica tipica da thriller, voleva esaltare solo il lato drammatico della vicenda, ed è quello che ho fatto. Poi lui nella theme track, nelle musiche provvisorie del film, mi aveva messo solo musiche di Joe Hitachi, il compositore giapponese,
non so perché gli piacevano quelle musiche un po' sentimentali di Hitachi, e quindi ho dovuto un po' seguire quella linea, una musica emotiva. La mia è stata un po' meno romantica, un po' più nostalgica, drammatica, ma in quella direzione, con gli archi, eccetera. Bene, non vediamo l'ora di ascoltarla. E di quello è probabile che faremo un CD. Ancora non so con quale etichetta. Mi piacerebbe molto la Quartet Records, essendo un film spagnolo, però non è così semplice riuscire a parlare col titolare della Quartet Records, quindi non so bene cosa succede. Magari ascolterà questa nostra intervista e coglierà il richiamo, la palla al balzo, e ti chiamerà lui stesso. Speriamo, perché mi piacerebbe, perché essendo un film spagnolo, la Logi, ho scoperto che c'è un'altra etichetta spagnola che potrebbe essere, ma anche loro pubblicano soprattutto CD di vecchie colonne sonore. Sì, un po' la tendenza è quella lì. Quindi senti, invece prima di chiudere, che come si dice, il tempo stringe, ti hanno dato questo riconoscimento importantissimo, direi. Non l'hanno ancora consegnato. Venerdì, cioè tra pochi giorni, andrò al CONI, che è un centro importante sportivo a Roma, e mi daranno a me, ad altri di altri settori, soprattutto dello sport, un premio che si chiama il Fair Play, il premio Fair Play for Life. È una specie di premio alla carriera per essere riuscito a comunicare attraverso le pubbliche relazioni al pubblico delle emozioni, dei messaggi importanti. E questo mi fa piacere, perché insomma io cerco di trasmettere attraverso le mie musiche e di comunicare attraverso le masterclass. Speriamo che terrò questa masterclass sulla musica nel cinema storico. Tra l'altro ho selezionato delle scene anche tratte da Walk with Love and Death di John Huston, dove le musiche erano di John Huston, ma dove c'erano molte sequenze senza musica nel film. Quindi ho potuto scegliere delle scene dove ho potuto lasciare scegliere delle scene senza musica e quindi lasciare l'audio originale, proprio perché John Huston, un già regista importante, un attore, regista, aveva avuto il coraggio di lasciare diverse sequenze senza musica, senza concetto musicale. E questo, ecco, sono pochi i registi intelligenti che hanno il coraggio di saper dosare bene gli interventi musicali. Uno di questi registi con i quali ho collaborato intelligenti è Aurelio Grimaldi. Grimaldi non vuole molta musica nei suoi film, e quindi questo è importante. Ma anche Dario Argento voleva molta musica, però sono riuscito un po' a dosare gli interventi, a convincerlo a dire qualcosa, sì. Quindi Grimaldi e Cristina Comencini anche era una regista importante che sapeva dosare gli interventi, ma purtroppo ho lavorato una sola volta con Cristina, invece con Aurelio ho lavorato 3 volte, anzi 4 volte. Bene. Sì. Mi ricordo che Cristina Comencini Zoo, che ricevesti un premio, il premio colonna sonora, che mi ricordo c'era anche Morricone. Ancora quel premio? Non so se credo che esista ancora. No, ma credo che sia stato un po' messo nel dimenticatoio, come molte cose importanti tali, che poi per lasciare spazio ad altro, che secondo me, ma io faccio sempre le critiche come Davide Donatello e Nastri d'Argento, che secondo me si sono un pochino persi nell'oblio. Per esempio, non sono mai stato finalista né a Davide Donatello né a Nastri d'Argento, un po' mi dispiace. Invece al Globo d'Oro sono stato finalista già proprio per Zoo di Cristina Comencini, ero arrivato addirittura secondo, quindi per un pelo già nell'88 non vinsi il Globo d'Oro per giallo, vinse che è già un premio molto più importante, a mio avviso, è molto più ragionato, e su questo invece ti chiedevo, proprio come chiusura di questa nostra chiacchierata partita da Georges Delerue, da un francese straordinario, per poi arrivare a te, un tuo pezzo cantato, originale, scritto da Georges Delerue, come consiglio finale, che poi lo metteremo in radio in chiusura di questa puntata nella versione radiofonica. In assoluto la canzone più bella che lui ha scritto è The Many Crimes of Cain, cantata da John Baez da Tucci the Priest. Perfetto. Però c'è anche la canzone, come dicevo prima, Face to Face dell'Africain, che è molto bella, molto bella. Quindi abbiamo due consigli, direi, di una certa pregnanza. Face to Face è una canzone emotiva, una storia d'amore finita, no? È un film di Philippe de Broca con
due attori importanti, che parlano di questo viaggio in Africa, ma con i due protagonisti in crisi, e quindi una storia d'amore in difficoltà. Mentre l'altro ha un valore ancora più importante, perché si parla di un prete, il prete di Solidarność, che fu ucciso in Polonia dal regime, che non accettava i discorsi antiregime che faceva il prete durante le sue omelie. Quindi questo prete fu preso da 3 uomini, torturato e ucciso. Insomma. Quindi insomma ha un valore politico, diciamo, Infatti. non solo sentimentale, ma anche politico. La canzone di To Kill a Priest, con la voce straordinaria di Jon Baez, che ricordiamo ha cantato anche la canzone, sempre con un valore politico, di Sacco e Vanzetti di Morricone. E come no, Here's to You. E senti, chiudendo così questa nostra... 2 canzoni. Sì, la ballata di Sacco e Vanzetti e Here's to You. Esatto. Senti, allora intanto ti ringrazio per la splendida chiacchierata, come sempre un piacere stare con te, e ti auguriamo sempre il meglio, e intanto ci rivedremo in prossime occasioni. Complimenti per il riconoscimento del Fair Play for Life. E senti, alla prossima è Georges Delerue, ragazzi, ricordatelo, grandissimo compositore, quindi andatevelo ad ascoltare anche grazie ai consigli di Marco Webba. Grazie Marco, alla prossima. A presto, Massimo. Ciao caro, ciao.